Sassicaia, questo è il tempio del Sassicaia, quindi la stua di Michil, l'hotel è la Perla Corvara, quindi c'è un museo praticamente dedicato al Sassicaia. Sì, no, dai, chiamarlo museo no, è un museo sempre in vita, Ah, è ecco, sempre è quello reattivo. che preoccupa, dice museo. No, 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 Ecco, è sempre è un museo molto proprio. frequentato e molto Ecco, consumato, eccoci. grazie a Dio, Ecco, negli basta anni. telefonare qua e si prenota anche il sommelier che può fare una visita e quindi abbiamo qui la sezione dei vini rossi in Italia, la Toscana, e poi questo è il vino che rappresenta l'Italia nel mondo perché intanto vengono fatte moltissime bottiglie, vengono prodotte, cioè un vino che non costa poco, ma come dire, Anche di quantità, certo, ecco, certo. quindi Siamo un po' grandi numeri del e rinascimento enologico italiano che abbiamo avuto con il Sassicaia, ecco, questo bisogna anche dargli atto poi. si parte quindi Dal da 2014, quello ultimo appena anno uscito. messo in commercio, esatto, che è uscito nell'aprile scorso, fino ad arrivare il primo anno di messo in commercio che è la 68. Qui stavo guardando che il prezzo sono 195 euro che poi diventano praticamente, volevo capire, è il doppio esatto, cioè una Magnum costa il doppio, deve costare di più, deve costare leggermente meno. E lì ognuno fa i Ecco, suoi conti, noi più o meno è un po' più del doppio, ecco. costa un po' di più, ecco. Quindi è Leggermente il in più, doppio, sì. però il fatto che sia in un grande formato, Ha un suo pregio e anche il vino è differente. Nei grandi ecco, formati quindi il vino è meglio, acquista anche un... a produrlo costa di più secondo lei? Ma magari quello non lo so, però sicuramente ad assaggiarlo più avanti, assaggiare un grande formato, il vino ne giova, questo Qui poi sicuramente. andando a ritroso chiaramente non manca nessuna annata, magari manca un formato, come dicevo prima, del 2000, nel senso che c'è la bottiglia piccola Esatto, e non quella, c'è l'intermezzo, non c'è da quella del ecco, può 750. capitare. Grazie a Dio che vendiamo i vini, altrimenti diventerebbe veramente un museo. Ecco perché il bello appunto che in realtà non c'è solo l'esposizione delle bottiglie piene, c'è anche quella delle bottiglie vuote. E si chiude praticamente con un 68 a 2.444 euro, Non trattabili. non trattabile perché è comunque un'assoluta chicca, nel senso è una cosa anche rara, forse non ce l'hanno neanche, Con non ce l'etichetta n'è. prototipo non credo, perché poi è un prototipo label, la prima etichetta di Del Sassicaia. 68, 1968. Esiste tra l'altro, non so se avete avuto conoscenza, uno spumante fatto da Sangiovese in Maremma, benedetto da Marchese Incisa la Rocchetta, Ah, che è uscito, è stato presentato all'Initaly, è capitato appunto di berlo, ma in realtà non si è saputo più nulla, non so se lei ha saputo qualcosa. no, Esiste, esiste. Lei cosa esiste. ne pensa del Sangiovese vinificato appunto in bianco, comunque spumante? Sì, non ho assaggiato tantissime cose, per cui sono un fautore dello champagne, per cui ecco, Ecco, quindi c'è ancora un ogni... po' da attendere. Chiaro che in Toscana è bene che lo facciano, ecco, per esaltare chiaramente quel terreno lì. E poi vediamo che in Solaia, anche qui abbiamo una discreta lista, Sì, e poi sì, altre cose, che sono vini rossi Super Tuscan. così chiamati, sì. Ecco, che poi cosa significa Super Vuol Tuscan? dire tutto un po' niente, insomma, nuovi vitigni di origine bordolese, ecco, che non sia sangiovese, questa era un po' la definizione. Ecco, questo è il movimento, Super Tuscan o Super Tuscan. Dovremmo arrivare ai vini da dessert, ma ancora abbiamo comunque ancora Ne tanti abbiamo rossi. ancora un po' tra un po' di Flaccianello, Qui siamo intanto in Toscana. qua siamo a Panzano in Chianti, Ecco, questo tra Conca l'altro è un d'Oro. produttore che viene in vacanza da voi. Sì, è qui in casa adesso, tuttora il signor Manetti fa grandi vini, Fontodi, un grande signore del vino, in Quindi tutti i questo vi sensi. permette anche di avere dei formati Sì, particolari. certo, c'è anche un rapporto di amicizia che va al di là dell'aspetto lavorativo. Ecco, io metto anche le mani avanti perché c'è addirittura un vino santo, quindi chiaro, che in realtà arriva da Bacca Rossa, arriva dal Sangiovese, è stato vinificato in bianco, è un Esatto, vino santo che dopo vedremo, che è appunto di Fontodi. sì. Bene, ecco, poi qua abbiamo
nel Sangiovese di Toscana, senza parlare di, qui si parla di Chianti, Isole Eolena. Eh sì, di Luca, di Paolo De Marchi, Chirovegna, grandissimo produttore, anche lui un grande signore del vino, insomma. Lui fa un Chianti Gran Selezione straordinario, straordinario. Il problema è che quando si assaggia Chianti Gran Selezione di Paolo fai un po' fatica poi a assaggiare gli altri. Ovviamente ha un costo anche molto più alto, ma E quindi qui abbiamo mescolati, quindi Montalcino, abbiamo mescolati dei Chianti. sì, no, sul Brunello li abbiamo ottenuti Allora, tutti da vediamo una un po', parte. qua, allora, un rosso di Montalcino, Rosso di ecco, rosso di Montalcino, però il Montalcino, Brunello è ecco, tutto da un'altra Brunello ha parte. chiaramente, Un bene, lo suo... vediamo. Eccoli qua, qui è tutto... Val di Cava? Qualcosa sì, ovviamente adesso da quando anche il Perla ha preso, la famiglia Costa, o meglio, ha preso un altro albergo in Toscana, ecco. ci stiamo spostando a conoscere anche queste zone vitivinicole. Quello che viene esportato in America e che non tocca terra in Italia praticamente, parlando di Val di Cava. No, sinceramente, com'è questo vino che piace agli americani come Casanova di Neri? Sì, Per noi italiani, anche se siamo in Alto Adige, lei comunque è emiliano. sì, vini comunque interessanti, mettiamola su quest'ottica. Abbiamo Sangiovese Grosso, Sì, abbiamo ecco un per po' Sangiovese di... Grosso, Ovviamente le Ragnaie, Casanova di Neri, Poggio di Sotto, le Potazzine, sono un po' Fuligni, sono un po' i nostri... per chiudere con Biondi Santi. Sì, certo. E qui un po' la zona dei Chianti, Sangiovese, altri vitigni. Per esempio Sangiovese, quindi hanno messo Sangiovese e Alicante. Dove? Sì, sulla Querciola sì, sulla Querciola sì. Però altri vitigni possiamo benissimo trovare Chianti Gran Selezione, come dicevamo prima, di Isole Olena, 2,6 a 204 euro. Certo, è un signor prezzo, ma è anche un signor vino. Poi Un po' di Tignanello, qualche annata, anche questo è sempre un vino molto molto richiesto. Antinori, abbiamo già superato la zona del Masseto? No, ci ci stiamo no, no, l'abbiamo già passato. ecco, quindi non ce ne siamo accorti. Di qua, ancora, poi devo arrivare a Merlot. L'abbiamo passata a pie pari, qua l'abbiamo passata. Anche Pulciano. Eccolo qua, Masseto. La 2,14, 2,13, 2,12, 2,9, 2,8, 2,7, ovviamente è sempre forse il vino più riconosciuto anche a livello internazionale. Ah, quindi riconosciuto più costoso d'Italia, costa il triplo del Sassicaia, forse anche sì, il triplo, l'ho messo sul triplo. Sì, sì, sì. Ecco, quindi voi riuscite a stare ampiamente sotto i 1.000 euro, che è un po' il prezzo che si vede nelle carte in generale, anche perché comunque non facile da trovare, quindi l'annata appena uscita, questa del 2014, viene 666. che è una buona annata, cioè è già buono come rispetto ad altre. Ecco qua, e quindi ci portiamo avanti il red wine, abbiamo anche della Francia. Sì, abbiamo ovviamente Bordeaux, Borgogna con tutti i Premier Cru, i Grand Cru. Mi viene in mente Cheval Blanc. Sì, eccoli qua. Ci troviamo tutte in queste zone qua. Cheval Blanc abbiamo metà Cabernet Franc e Merlot. Qui è tutto un po'... E poi da qui in poi passiamo alla Borgogna. Prima la parte che dedichiamo
importante a Bordeaux, ai nobili vini e poi a quello che adesso è una grandissima richiesta della Borgogna. Abbiamo bevuto un Chablis di produttori canadesi, Sì, lei mi di diceva. Patrick Puchet, esatto, nel nord della Borgogna. Ovviamente adesso con i prezzi la Borgogna hanno avuto annate difficilissime, produzioni bassissime, tempeste grandi, gelate. C'è una fortissima richiesta di Borgogna anche data dal mercato orientale, cinese in primis, e i prezzi sono andati via via sempre più su. Sta diventando un po' la nuova Bordeaux, chiamiamola così, almeno dal punto di vista economico. Ecco qua, bene. Qui un po' sì, un po' del Rodano, qui scendiamo un attimo, qui abbiamo un po' di Spagna. Ecco, sulla Spagna volevo soffermarmi anche perché abbiamo questo, ecco, qualcuno dice che è Tempranillo, qualcuno dice che è un bordolese, però effettivamente abbiamo Cabernet Sauvignon, Merlot e Tempranillo, lei chiaramente Sì, ha controllato, e quindi abbiamo Vega Sicilia. Tinto Valbuena, Ecco, 2,7. ecco, che è uno dei grandi vini mondiali. In realtà come sono le percentuali? Non so se li ricorda. Oddio, adesso ricordarmi a memoria no, ma dovrebbe essere 50, 30, 20, se non erro. Qui abbiamo addirittura, sono due annate diverse. Sì, 2,8, che uno è cambiano. l'unico, esatto, però le percentuali sono, sì, uno è l'unico e l'altro è... Quindi cambia, qua c'è Tempranillo, E qui c'è Merlot. che qua non c'è, e c'è Merlot. Esatto, nel Vega Sicilia, sì. Assomigliano Merlot C'è e più Tempraniglio che Cabernet Sauvignon che... Ecco. Quindi il Vega Sicilia. Poi abbiamo, ecco, l'unico vino che sfora, diceva, vecchio continente. È la Croazia con Rosanic. Questa è la Georgia. Amico di casa. Georgia, tra l'altro, la Georgia dove è nato un po'... Georgia di Asia Minore, diciamo. Sì, esatto, con Sapirali. È dove è nata la viticoltura e lì abbiamo voluto mettere un vino. Quindi qui è un Anfora. onore. Esatto, Ecco. Che ora arrivano, prima c'era una sorta di embargo fino a qualche anno fa, Esatto, mi dicevano. Sì, è vero. Poi è sempre meglio verificare, sentire anche qualche d'un altro, avere una conferma. Comunque ecco, di americano niente, No, di australiano, quindi agli antipodi, abbiamo Sudafrica. ancora qualche residuo di vini di Israele con gli Arden, ma Però sempre, insomma, andranno a chiudere, ecco, quindi andranno a chiudersi in maniera... raggiungibili via terra. Esatto, esclusivamente via terra. Ecco qua. E Poi da qui siamo, inizia la ecco, batteria dei vini dolci. ecco, Iniziamo come sempre iniziando dall'Alto Adige appunto e poi pian piano sfumiamo verso il sud, ecco. il moscato rosa che ha scelto è quello Di Valgries, che questo gli fa fare un leggero appassimento delle uve a differenza di altri moscati rosa. cioè quello il vino di Mozart, Esatto, Marzemino. il Marzemino. E qui con abbiamo- Eugenio Rosi fa dei vini straordinari. Se vi capita assaggiateli perché sono veramente tutti grandi bei vini. Mi fa piacere che ci sia anche la falanghina, la bottiglia dell'altro mi è stata donata proprio dalla signora di Villa Matilde, Sì. e quindi è un buon prodotto, è stato scelto per questa carta, devo dire, molto interessante. Un po' di Emilia con Fattoria Zabina, l'Albana di Romagna, sia lo Scaccomatto che la R. Che dimostra che non sono cari, ecco perché è un AR, selezione particolare scaccomatto, va a 89 euro, quindi poco sotto il doppio della bottiglia normale. No, avete, cioè, se una bottiglia rimane in cantina, non viene venduta, voi andate Non andiamo a mettere- ricaricare, è per no. quello rimane, No, rimane ecco, così, non quindi ha- in venduta, cioè se andate alla Sangiovese, a Sant'Arcangelo, costa di più, mi sembra costi 100 euro, è ancora un affare, perché qui stiamo parlando di un vino raro, lei ha avuto modo di assaggiarlo, l'ha scelto, e quindi è un vino interessante, rappresenta effettivamente nelle guide comunque l'Emilia Romagna. E cosa ne pensa dell'Albana invece da tavola? Non so, quella di Celli, quella che viene premiata attualmente, quella di Bertinoro. L'ho assaggiata pochissime volte e credo che sono vini interessanti nel territorio, poi molto difficili da poter riproporli
anche fuori. Ci si riesce meglio col dolce, no? Col vino. Esatto, sì. Poi abbiamo anche la Liguria, col Vermentino e il Bosco, Sì, un vitigno delle Cinque Terre, vedo, certo, per lo Chaquetra. il nome è una garanzia, che è dolce, che è un vino dolce. Certo, è uno dei grandi Ecco. emblemi dei vini dolci in Italia, è sicuramente lo E la Chaquetra. lacrima di Borro d'Alba è anche passito, vedo. Sì. Ecco, quindi si presta molto bene. E poi c'è un Mancinelli Verdicchio, pure questo passito. Poi dopo chiaramente ci viene specificato se è riportato, se è passito, ice wine, Certo. come il conoscetore di canne, un muffato ad Sì, sì. esempio. E poi ecco, questo è un nebbiolo, un Un barolo barolo chinato. chinato. Qui andiamo nei Sì, nei vini che non si capisce esatto. Sono vini... se stanno di qua o di là. Ecco, perché poi c'è anche una È vero, carta è vero, degli è vero. spiriti. Non per niente c'è il Nebbiolo e Mistella, aggiungiamo. Per cui sono vini fortificati in verità. Il moscato si intende Moscato, in questo caso qua non abbiamo moscato d'Asti, cioè nel senso, attenzione, abbiamo anche moscato d'Asti, ma non abbiamo specificato il vitigno, cioè il vitigno è moscato, poi sotto è moscato d'Asti o moscato tipo quello di Cadeigal, vecchi viti, forse uno dei più interessanti moscati d'Asti che ci sono adesso. È uscito lui quest'anno con 2,14, adesso. Per cui è un po' uno che va controcorrente. c'è qualcosa fatto, non so, con metodo classico piuttosto Sì, che sì, tipo per Cadeigal è un moscato che fa rifermentazione in bottiglia e poi viene messo sotto delle ceste con della sabbia e fatto riposare. ha scelto come aleatico. Bibi Grez? Siamo all'isola Sì. d'Elba? No, questo se non erro, non vorrei dire una stupidaggine, ma dovrebbe essere l'isola del Giglio. Comunque siamo lì. Avignonesi col suo vin santo, quindi abbiamo quello bianco, Sì. Grecchetto, Malvasia Trebbiano. Sì. E poi abbiamo anche la versione Occhi di Pernice, è un'altra categoria. Eccoli qua, Isola Lorena, Vinsanto. Questi sono sempre bianchi, Sì, color ambrati quasi. esatto. Isola Lorena, abbiamo Castello di Verazzano e Polizzano. Quello che dicevamo che era un vino del dessert vinificato in bianco di Fontodi, Il vino santo è fuori carta e ecco. ce l'abbiamo, sì. Ecco. C'è, C'è. anche perché è una carta che Entra e non tutto è in carta e non tutto esce dalla carta. Cioè, quello che esce, ma i fogli non sono tutto entra. intercambiabili, cioè viene Sì, cambiato certo, un viene foglio e cambiato viene tutto aggiunto. viene cambiato tutto il blocco. Adesso questa è una carta tutto che viene ha, stampata la stampiamo noi. anno per anno. Questa è una carta che ha adesso a 20 giorni, fra 10 giorni la rifacciamo. Tutta. E sono quante ne avete? Di carte, in tutto sono 15 carte. Girano nei vari ristoranti che voi sì. avete, e questa è la carta che sfrutta un'unica cantina. Si parla di 5 ore di lavoro solo per rifare una carta. Solo per ristampare una carta e poi rifoderarla. Garganega, Ovviamente un po' di Quintarelli con la madre di Cerè, grande vino del Fubeppi. elenco di Chateau d'Yquem, che poi devo dire, è un nome che riempie molto la bocca, in realtà non costa 20.000 euro, ecco, quindi ne costa No, non 230, neanche ecco, prezzi, quindi, sì. però nei film spesso no, Viene si visto passa, viene visto un po' come ecco, il re dei vini dolci, o meglio quindi la è chiaro che principessa. è un vino quando lo bevi, chiaramente è un'emozione particolare, stai bevendo un Chateau d'Yquem, cioè, È come bevo Ecco. un Dom Perignon, sono quelle cose un po', no? certo. Bene, abbiamo quindi terminato qui dall'Hotel Perla a Corvara. C'è ancora qualcosa qua? Andiamo in Francia, c'è della Grenache. Abbiamo messo uno champagne dolce Dux, Sì. questo in questo caso si chiama la Libertin, che è rarissimo anche da reperire. È interessante bere una versione dolce di uno champagne.
che magari siamo meno abituati, no? Hai fatto proprio appositamente o è comunque il più dolce di tutti gli champagne? No, abbiamo scelto un po' la storia del vino dolce, questo qua è un po'... Non è un prosecco. No, per carità da Dio. Ecco. Anche perché poi col dolce è inutile mettere un'altra cosa dolce, cioè non, no? Oddio, col dolce va il dolce, io sono di questa Sì, però identità, però ecco deve c'erano essere vini più stucchevoli in passato che Sì, oggi, cioè, certo. ecco, quindi si Anche tende... la dose di zucchero nei Certo. vini dolci si sta un po'... Poi c'è sempre la birra, quella birra Esatto. che abbiamo anche bevuto nella possibilità- degustazione, nelle 4 proposte abbinate ai 4 piatti, e si può partire con una birra che è uno spumante, chiaramente benissimo, ma si può anche, Si può terminare. anche finire. Qual era la birra? Xiao Yu di Baladin. Sono, diciamo, sono determinate birre che ci aiutano soprattutto anche in abbinamento col cioccolato. Ecco. Dove il vino magari non riesce ad arrivare, possiamo giocarci anche un'altra carta. Bene, ma ho visto che lei poi comunque si occupa della sala. Ecco, perché Sì, mi occupo della sala, della studio Michil, dei miei quindi- ragazzi, quindi- ovviamente sempre insieme ai miei ragazzi, da solo non farei niente. E questa carta invece la faccio io insieme a Michele, che è l'altro mio, la persona più importante che ho. Bene, bene, con questo abbiamo terminato la grande carta della perla, eccolo qua, il volumone, ma magari ce n'è una scaduta, insomma. Io volentieri, se c'è, vediamo una- chiaramente ne approfittiamo, grazie. Grazie. Questa è anche l'ospitalità quindi dell'albergo Hotel Perla, un'istituzione, e quindi al ristorante poi il sommelier si occupa dei vini, ma può essere anche un cameriere, Certo. può essere anche quello che comunque contemporaneamente un altro cameriere serve e contemporaneamente i piatti a 2 commensali. Certo, È molto, molto importante. Un buon sommelier deve essere un buon cameriere, altrimenti... Il carrello dei formaggi che fine ha fatto? Dal carrello dei formaggi in studio di Michele facciamo sempre molta fatica perché essendo molto piccolo... Ecco, quindi... Sì, no, questo ancora no. Questo, almeno finché non cambiano la stua... Ecco, non è mai successo nella non- storia. Non è mai successo, non possiamo lavorare con carrelli. Vabbè, comunque È chiaramente bello- possono arrivare dei formaggi. Sicuramente abbiamo una selezione di formaggi, lo chef ci tiene molto, siamo grandi appassionati, ci piacciono sicuramente formaggi italici ma anche formaggi francesi, sono cose molto molto interessanti. Grazie sommelier.